Buongiorno. Okay. Buon pomeriggio a tutti. Sky, a seguire Corriere dello Sport. Pronti? Vai. Salve. Non perdiamo tempo. Sì. Ciao, miseria. Conte, Vai. buongiorno. Buongiorno. Ben trovato. Volevo subito da lei, se possibile, un commento sulla Champions in generale, su questo tuffo nel passato, il Chelsea, il Manchester City, insomma ritorni importanti, e poi come sta gestendo questo primo momento di discontinuità rispetto all'anno passato, perché domani comunque c'è una partita di campionato. Lo scorso anno eravate concentrati ovviamente, evidentemente, solo su un obiettivo. Come sta gestendo quindi anche questa grande entusiasmo, questa grande curiosità di queste grandi sfide europee, e come si riesce a coniugare questo aspetto con un campionato comunque che deve confermare le buone risposte, la buona prestazione della prima di campionato, appunto? Innanzitutto parlo a nome del mio, ma parlo a nome del Napoli. Sicuramente siamo molto contenti di giocare questa manifestazione, perché è la massima manifestazione a cui una squadra di club possa partecipare, e quindi da parte nostra c'è sicuramente grande entusiasmo, grande voglia di giocare questa competizione. Lo facciamo con tanta voglia, con tanta umiltà, cercando di imparare dai maestri di questa competizione, quindi da chi ha vinto questa competizione. Andiamo con tanta voglia e tanta umiltà, cercando, ecco, da buoni allievi un domani di riuscire anche a superare il maestro o i maestri. Adesso ci stiamo concentrando esclusivamente sul discorso del campionato, perché la prossima partita è quella più importante, sarà la partita con il Cagliari, e quindi le nostre menti, il nostro focus è totalmente adesso sul Cagliari. Ricordo a tutti cortesemente una sola domanda a testa, così abbiamo spazio per tutti. Corriere dello Sport, a seguire Radio CRC. Salve mister, buongiorno. Salve, buongiorno. Le chiedo se i risultati di questa prima giornata di campionato in qualche modo, secondo lei, possono essere già indicativi su quello che sarà il valore delle squadre, comunque sarà la corsa in questo campionato. C'è stata questa vittoria roboante dell'Inter, il ritorno della Juve, anche il Como che mi è parso molto interessante, la Roma, insomma, se ritiene, ovviamente anche il Napoli che ha dominato a Reggio Emilia, se ritiene che possa già essere in qualche modo indicativa. Ma come ho detto nella vigilia dell'inizio del campionato, sarà un campionato molto molto difficile, come lo sono stati tutti. Io penso che questo è un campionato dove ci sarà grande equilibrio. Vedo 7-8 squadre molto attrezzate, e quindi ci sarà da battagliare, ci sarà da lavorare. Vedo questo in maniera molto, molto onesta e da persona che comunque in questo ambiente. Sarà un campionato difficile, ripeto, 7-8 squadre sono ben attrezzate per cercare di ambire un po' a tutto. Radio CRC, a seguire la Gazzetta dello Sport. Salve mister, buongiorno. Buongiorno. Eccomi. A 3 mesi quasi esatti dalla festa scudetto, domani ritrovate il vostro stadio esattamente come lo avete lasciato, cioè stracolmo, innamoratissimo, 10° sold out di seguito, e anche lo stesso avversario. A proposito le chiedo che tipo di ostacolo è questo Cagliari, col nuovo allenatore Pisacane, con diversi ex azzurri che lei conosce molto bene e che ha fermato la Fiorentina al debutto. Grazie. Ma sicuramente sarà una gioia, no? Una gioia ritrovarsi dopo 3 mesi, perché effettivamente sono passati 3 mesi dal 23 maggio in cui abbiamo vinto lo scudetto contro il Cagliari, quindi momenti di grande gioia, momenti di felicità estrema assoluta,
per tutti noi, per i tifosi, per tutto l'ambiente napoletano, quindi ci ritroviamo tutti quanti allo stadio, ci dobbiamo ritrovare con la stessa voglia, la stessa determinazione, la stessa unità di intenti. Questo è importante. È importante che il connubio che si è instaurato e che comunque c'è sempre stato tra il tifoso napoletano e la propria squadra continui ad esserci, perché secondo me quello è veramente il 12° e il 13° uomo in campo. Quindi sarà un piacere per noi ripresentarci domani sera, sapendo che è iniziata una nuova stagione. Quello che è stato, si dice no, scordiamoci il passato. Però è bello ripartire con uno scudetto sulla maglia in casa dei nostri tifosi. Anche a Sassuolo sono stati straordinari, perché contro il Sassuolo sembrava, ecco, di giocare in casa. Domani ritorniamo nel nostro stadio e ripeto, grande unione, grande unità di intenti, umiltà e voglia tutti insieme di superare sempre l'ostacolo che ci si pone di fronte. La Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica. Buongiorno, vado direttamente con la seconda o le faccio la prima, quella sul mercato? Ha detto una, no, se non sbaglio. No, è la battuta. Sì, infatti, no, io ho capito, era riferito l'altra volta. Vado alla seconda. Assolutamente. Gol di McTominay attaccando lo spazio, il primo palo riempiendo l'area. Gol di De Bruyne su punizione. Un palo e una traversa. Lei l'anno scorso invocava più gol. Come dato statistico, esclusivamente statistico, perché parlare di problema del gol mi sembrerebbe, come dire, ingratitudine nei confronti di una squadra che poi ha vinto lo scudetto. Siete sulla strada giusta? Cioè, ritiene di essere sulla strada giusta secondo quelle che sono le visioni dell'allenatore del Napoli? Guarda, sicuramente quello che io ho più volte detto l'anno scorso a livello di statistica, no? La rosa era una rosa di calciatori dove non c'erano tanti calciatori che comunque in ogni stagione fossero andati in doppia cifra. Questa era un pochettino, avevo non sollevato il problema, però avevo rimarcato questa cosa, poi era la verità. Quest'anno abbiamo cercato comunque di portare anche dei calciatori che nel loro percorso e nella loro carriera hanno in dote un tot di gol, e penso che questo sia importante. Per quello che riguarda Scott, è ripartito da dove aveva lasciato, quindi con un'ottima prestazione, con il gol. C'è stato un buonissimo debutto da parte di Kevin De Bruyne, la squadra ha fatto bene, e dobbiamo cercare di continuare su questa strada, cercando di migliorarci, perché sappiamo che solo attraverso il miglioramento poi passano le fortune di questa squadra. La Repubblica, a seguire il Corriere della Sera. Vado anch'io allora direttamente alla seconda. Ma domani gioca Meret di nuovo oppure no? Avevo detto che col portiere dovrete sempre aspettare a leggere la formazione. Quindi loro sanno benissimo chi inizierà domani, quindi, però per me, ripeto, è un non problema. Era più problematico l'anno scorso, quando comunque quest'anno siamo più strutturati a livello di portieri e siamo contenti, ecco. Corriere della Sera, a seguire il Mattino. Mister, le chiedo di Gutierrez, come sta, qual è il suo percorso e cosa si immagina come contributo da lui? Guarda, Gutierrez sta procedendo il programma di recupero, sta iniziando ha iniziato a lavorare sul campo da un punto di vista fisico, però adesso ha iniziato anche a mettere un po' la palla, un po' di pallone. Vedremo un pochettino in queste 2 settimane, no, di sosta, che tipo di miglioramenti farà, e se poi al rientro di tutti i nazionali
potrà rientrare in gruppo, bisognerà ancora aspettare qualcosina. Quando ci sono operazioni, questo tipo di situazioni di infortuni, bisogna avere pazienza, bisogna avere molto, credere molto nelle sensazioni, no? Nel feeling del calciatore. Io non ho mai forzato nessuno, non ho mai obbligato nessuno, perché ho fatto il calciatore e so benissimo che in questo tipo di situazioni sei tu che devi sentirti pronto al 100%, ecco. Però è un giocatore, sappiamo il valore del calciatore, quindi aspettiamo il suo recupero. Il mattino a seguire il Roma. Mister, salve, ecco, Sì. ci provo. C'è la sosta, ne ha parlato lei dopo il Cagliari. Lei potrebbe avere, come l'anno scorso, qualche calciatore che magari non ha fatto tutta la preparazione con lei. Ha pensato già, visto che quest'anno c'è anche la Champions in settimana, se c'è un modo per integrarli più in fretta magari? Guarda, questo è un problema che comunque si è sempre riscontrato, si riscontrerà sempre, non solo per me, ma anche penso per gli altri allenatori. È inevitabile che i calciatori che arrivano all'ultimo, no? nell'ultima settimana, non sai mai con che bagaglio di allenamento ti arrivano. È inevitabile che poi bisogna fare delle valutazioni e cercare di riportarli quanto prima al livello dei calciatori che comunque hanno iniziato con noi la stagione. Però l'abbiamo fatto l'anno scorso e cercheremo di farlo anche quest'anno. Il Roma a seguire cronache di Napoli. Eccomi qua, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Visto che non possiamo parlare di mercato, andrei sulla partita. È un Cagliari diverso, credo, che arriverà domani, no? Più orientato al palleggio, al possesso palla. C'è un allenatore giovane napoletano che si sente pronto ed emozionato. Le chiedo che tipo di approccio si aspetta dagli avversari anche rispetto alla partita del 23 maggio, dove c'era una squadra comunque diversa, già pagata perché salva. Ma sai, io se torno al 23 maggio comunque il Cagliari non mi è sembrato per niente appagato, ecco, quindi se proprio vogliamo, ecco, le squadre appagate sono altre, quindi la vittoria ci siamo dovuti andare a prendere quel 23 maggio, perché la vittoria significava scudetto e l'abbiamo fatto in maniera importante, con autorità, sopportando anche una discreta pressione, perché ripeto, non vincendo lo scudetto non l'avremmo vinto, quindi quello che mi aspetto è la giusta attenzione, la giusta concentrazione, quella cattiveria che ci abbiamo messo in quella partita il 23 maggio, perché eravamo una squadra che è entrata sapendo quello che volevamo fare. Domani sarà un'altra partita, la seconda partita di campionato, arriverà una squadra che vuole confermare quanto di buono fatto contro la Fiorentina e come ho detto, se pensiamo di essere il Napoli con lo scudetto sulla maglia e di vincere solo per questo, allora commetteremo un gravissimo errore, sia noi che i tifosi e tutto l'ambiente. Se invece andiamo col giusto piglio, con la giusta determinazione, con la giusta cattiveria che ci metteranno loro, allora cercheremo di fare un'ottima prestazione e di ottenere i 3 punti. Cronache. Eccomi, ben trovato. Contro il Sassuolo si è confermato uno dei pilastri che è stato del Napoli dello scudetto, cioè la solidità difensiva. Le chiedo di Buongiorno come sta e se già nell'immediato, anche domani o comunque dopo la sosta, si può considerare un calciatore recuperato e pronto anche a scendere in campo dal pilone. Grazie. Beh, sicuramente Buongiorno adesso ha fatto dei passi importanti sulla via del recupero. Anche lui ha subito un'operazione 40 giorni fa, quindi adesso lo vedo molto più sciolto in allenamento, sicuramente si sta avvicinando al rientro dall'inizio o al rientro a partita in corso. In questo momento io devo fare delle valutazioni,
E quando faccio le valutazioni sapete benissimo che l'ultimo pensiero è guardare chi è in faccia. Io arrivo fin qui e poi vado a vedere se è X, Y o Z. Quindi sto facendo delle valutazioni e sto cercando di far giocare chi oggi merita di più di giocare. Però sono molto contento del fatto del suo recupero, si è tolto questo problema finalmente e quindi prestissimo lo vedremo in campo.